Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri, rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio, per far giustizia all'orfano e all'oppresso, e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore. Alleluia. le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Alleluia. Salvami, Signore, non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Dell'oligarchia russa, che ha spinto in qualche maniera Putin a organizzare in maniera sottotono rispetto al passato la famosa parata. Per la lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà il nostro padrone? I detti del Signore sono puri, argento dell'Italia a livello raffinato internazionale nel e tuo sulle purificato nel fuoco 7 volte. O Signore, ci udirai, ci guarderai da questa gente per sempre, mentre diventi Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Alleluia. Cristo risorto dai morti non muore più. Alleluia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un angelo che scendeva dal cielo con le chiavi dell'abisso e un gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, e lo incatenò per 1000 anni, lo gettò nell'abisso, ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei 1000 anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Poi vidi alcuni troni a quali chi vi si sedettero fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio. E quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non ne avevano ricevuto il marchio sulla fronte e sulla mano. Essi ripresero vita e regnarono con Cristo per 1000 anni. Gli altri morti, invece, non tornarono in vita fino al compimento del 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi coloro che prendono parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la seconda morte, ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Quando i 1000 anni saranno compiuti,
Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni ai 4 punti della terra, Gog e Magog, per adunarli per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Marciarono su tutta la superficie della terra e cinsero l'assedio accampamento dei santi e la città diletta. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò, e il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nel stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Vidi poi un grande trono bianco e colui che sedeva su di esso. Dalla sua presenza erano scomparsi la terra e il cielo senza lasciar traccia di sé. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, ritti davanti al trono. Furono aperti i libri e fu aperto anche un altro libro, quella della vita. I morti vennero giudicati in base a ciò che era scritto in quei libri, ciascuno secondo le sue opere. Il mare restituì i morti che esso custodiva e la morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi e ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nel stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita fu gettato nel stagno di fuoco. Bisogna che Cristo regni, finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico annientato sarà la morte. Alleluia. La morte e gli inferi resero i morti da loro custoditi. Poi la morte e gli inferi furono gettati nel lago di fuoco. L'ultimo nemico annientato sarà la morte. Alleluia. Dal commento sul Vangelo di Giovanni di San Cirillo d'Alessandria, Vescovo. Il Signore dice di se stesso di essere la vite, volendo mostrare la necessità che noi siamo radicati nel suo amore e il vantaggio che a noi proviene dall'essere uniti a Lui. Coloro che li sono uniti ed in certo qual modo incorporati e innestati li paragona ai tralci. Questi sono resi partecipi della sua stessa natura mediante la comunicazione dello Spirito Santo. Infatti lo Spirito Santo di Cristo ci unisce a Lui. Noi ci siamo accostati a Cristo nella fede per una buona deliberazione della volontà, ma partecipiamo della sua natura per aver ottenuto da Lui la dignità dell'adozione. Infatti, secondo San Paolo, chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. Noi siamo edificati su Cristo, nostro sostegno e fondamento, e siamo chiamati pietre vive e spirituali per un sacerdozio santo e per il Tempio di Dio nello Spirito. Non possiamo essere edificati se Cristo non si costituisce nostro fondamento. La medesima cosa viene espressa con l'analogia della vite. Dice di essere Lui stesso la vite e quasi la madre e la nutrice dei tralci che da essa spuntano. Infatti siamo stati rigenerati da Lui e in Lui, nello Spirito, per portare frutti di vita, ma di vita nuova
che consiste essenzialmente nell'amore operoso verso di Lui. Quelli di prima erano frutti marci di una vita decadente. Siamo poi conservati nell'essere inseriti in qualche modo in Lui se ci atteniamo tenacemente ai santi comandamenti che ci furono dati, se mettiamo ogni cura nel conservare il grado di nobiltà ottenuto e se non permettiamo che venga contristato lo spirito che abita in noi, quello spirito che si rivela il senso dell'abitazione divina. Il modo con il quale noi siamo in Cristo ed Egli in noi ce lo spiega San Giovanni. Da questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito. Come la radice comunica ai tralci le qualità e la condizione della sua natura, così l'unigenito Verbo di Dio conferisce agli uomini e soprattutto a quelli che gli sono uniti per mezzo della fede il suo Spirito, concede loro ogni genere di santità, conferisce l'affinità e la parentela con la natura sua e del Padre, alimenta l'amore e procura la scienza di ogni virtù e bontà. Rimanete in me e io in voi. Io vi ho costituiti e andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia. Colui che è disceso tra noi è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Salirà il monte del Signore, chi sarà del suo luogo santo. Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia e sua salvezza. Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Questo Re della Gloria, Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Degli eserciti e il Re della gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e nei secoli dei secoli. Colui che è disceso tra noi
è asceso al di sopra dei cieli. Alleluia. Ora è tempo di festa. Date lode al Signore. Alleluia. Benedetto Dio che vive in eterno. Il suo regno dura per tutti i secoli. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti, in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui. E allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi peccatori alla giustizia davanti a Lui. State nel trono Esalto il mio Dio e celebro il Re del cielo ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora è il tempo di festa, date lode al Signore. Alleluia. L'amore di Dio riempie la terra. Alleluia. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare. Per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Gioisce il nostro cuore e confiniamo nel suo santo nome. Gloria al Padre ed al Figlio e allo Spirito Santo. L'amore di Dio riempie la terra. Alleluia. Dio ha risuscitato Gesù dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi sono i suoi testimoni davanti al popolo. E noi vi annunciamo la buona novella, che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo. Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia. Illumina il mondo redento dal suo sangue. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia. Vi lascio la pace, alleluia, vi do la mia pace, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
lascio la pace, alleluia, vi do la mia pace, alleluia. Glorifichiamo il Cristo che per virtù propria ricostruì il Tempio del suo corpo distrutto dalla morte e formuliamo con fiducia la nostra domanda. Donaci i frutti della tua risurrezione, Signore. Cristo, che hai annunziato alle pie donne e agli apostoli la gioia della risurrezione. Rendici annunziatori della tua vittoria. Tu che risorgendo dai morti ci hai dato il pegno della nostra risurrezione. Concedi a tutti gli uomini la vittoria sul male e sulla morte. Tu che apparendo agli apostoli hai donato loro lo Spirito Santo. E fondi su di noi la tua forza creatrice. Tu che hai promesso di restare con i tuoi discepoli fino alla fine del mondo. Rimani con noi oggi e sempre. Preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che con la risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia che sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che, docile all'azione dello Spirito, io divenga strumento nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che gli sono raccomandati.
Celebriamo la Santa Messa con il canto a pagina 96. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Il dono della pace che il Signore ci promette oggi nel brano evangelico che ascolteremo è frutto e dono del suo amore, dell'amore che ha per il Padre e per ciascuno di noi. Questo amore vogliamo affidarci riconoscendoci peccatori di fronte al Signore. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi creature nuove per la vita eterna, dona a noi, tuo popolo, di perseverare nella fede e nella speranza, perché non dubitiamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni giunsero a Listra da Antiochia e da Iconio alcuni giudei, i quali persuasero la folla. Essi lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della città, credendolo morto. Allora gli si fecero attorno i discepoli ed egli si alzò ed entrò in città. Il giorno dopo partì con Barnaba alla volta di Derbe. Dopo aver annunciato il Vangelo a quella città e aver fatto un numero considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Iconio e Antiochia,
confermando i discepoli ed esortandoli a restare saldi nella fede, perché, dicevano, dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Designarono quindi per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li affidarono al Signore, nel quale avevano creduto. Attraversata poi la Pisidia, raggiunsero la Panfilia e dopo aver proclamato la parola a Perge, scesero ad Attalia. Di qui fecero vela per Antiochia, là dove erano stati affidati alla grazia di Dio per l'opera che avevano compiuto. Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro e come avesse aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli. Parola di Dio. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno, per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo regno. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo santo nome, in eterno e per sempre. I tuoi amici, Signore, proclamino la gloria del tuo nome. ed entrare così nella sua gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre
mi ha comandato, così io agisco. Parola del Signore. Ieri il Vangelo ci presentava un primo dono, il testamento di Gesù, un dono che il Signore risorto anche offre a ciascuno di noi. È il dono della parola, di una parola resa viva dallo Spirito, la sua parola. Oggi ci fa grazia, ci fa dono di un'altra eredità, che è quella della pace, come abbiamo sentito nel brano evangelico appena proclamato. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do. Gesù contrappone la sua pace a quella del mondo. La pace del mondo, diceva Papa Francesco, segue la strategia della forza, della conquista. Questa pace in realtà è solo un intervallo tra le guerre, è equilibrio di forze contrapposte e lo vediamo molto bene anche oggi, ecco, nelle nostre realtà. La pace di Gesù nasce invece non tanto dall'assenza di problemi, quanto piuttosto dalla certezza. Lui va al Padre, e questa è la certezza che lo accompagna. Il principe di questo mondo non può nulla e tutto quello che gli sta per accadere, la passione, la croce, la morte, avviene perché lui ama il Padre e fa la sua volontà. Non è sconfitta la sua, è la forma più alta di amore. La pace di Cristo è dunque mite e coraggiosa, come diceva Papa Francesco, e farsi carico degli altri, prendere su di sé il male come atto di amore, come dono di sé, e farlo a partire da una convinzione profonda, fidarsi di qualcuno che è più grande, più forte del male. Il male ha voce, sì, ma non ha l'ultima parola. Può ferire, ma non può possedere il cuore di chi si affida a Dio. Il male ha un tempo a disposizione, ma è un tempo limitato. Oggi dunque il Signore ci chiede di non lasciare che il nostro cuore si perda di fronte al male, se non, piuttosto ci invita a farci carico di questo male, farci carico perché dentro il nostro cuore c'è il dono di una pace, la sua, che nessuno ci può togliere.
Dio continua anche oggi a operare prodigi e a chiamare a sé sempre più figli. Rendiamo gloria a Lui in Gesù Cristo e preghiamolo dicendo: Donaci la tua pace, o Signore. Donaci la tua pace, o Signore. Per i pastori che hai posto a capo delle comunità cristiane, perché siano fedeli al loro mandato di confermare i fratelli nella fede, preghiamo. Donaci la tua pace, o Signore. Per i popoli che vivono in guerra e in situazioni di conflitto, perché compiano passi di riconciliazione e scenda su di essi la tua pace, preghiamo. Donaci la tua pace, o Signore. Per i cristiani che sono impegnati nella politica e nel sociale, perché non si lascino vincere da logiche di potere e conformino la loro azione alla luce del Vangelo, preghiamo. Donaci la tua pace, o Signore. Per quanti sono nella tribolazione, perché vincano la tentazione di scoraggiamento e si affidino a te, che non lasci mancare il tuo aiuto a chi è nella prova. Preghiamo. Donaci la tua pace, o Signore. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché siamo sempre più capaci di gesti di fraternità e di condivisione. Preghiamo. Donaci la tua pace, o Signore. O Dio di pace e di giustizia, fa che la pace che Gesù, tuo Figlio, ci ha donato in virtù della sua morte e risurrezione, regni in noi e donaci di diffonderla attorno a noi. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Canto a pagina 10. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione d'ogni pace e salvezza al mondo intero.
Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo dal quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò.
Accanto a pagina 120. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Canto a pagina 86. Fra le tempeste
solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore. Anima mia spera nel Signore, anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte, più della morte. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Solo in te, Gesù, solo in te, Gesù, c'è salvezza, amore e verità. Solo in te, Gesù. Buongiorno a tutti voi, fratelli e sorelle, Dio vi benedica sempre tutti, pace e bene, Ave Maria. Oggi è 5 maggio 2026, la Chiesa celebra il martedì della quinta settimana di Pasqua. Come ogni giorno, prima delle preghiere del mattino, riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avvenga voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre, e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, in questo martedì della quinta settimana di Pasqua la parola di Dio ci consegna un dono che tutti desideriamo, ma che molte volte facciamo fatica a custodire: la pace. Vedete, questa che ci dona Gesù non è una pace superficiale come quella che ci dona il mondo, non è un semplice equilibrio emotivo, ma è la pace di Cristo, quella pace che nasce dalla Pasqua,
quella pace che è il passaggio attraverso la croce alla vita nuova. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa tratta dagli Atti degli Apostoli, vediamo Paolo e Barnaba immersi nella missione. Qui annunciano il Vangelo, fondano comunità, rafforzano i discepoli, ma il cammino non è facile. Paolo viene lapidato, trascinato fuori dalla città, creduto morto. E questa che ci mette davanti la prima lettura di oggi è un'immagine davvero forte. L'apostolo perseguitato, rifiutato e ferito. Carissimi fratelli e sorelle, in questa prima lettura di oggi vediamo che dopo tutto quello che ha dovuto attraversare l'apostolo, si rialza, continua il suo cammino e incoraggia i suoi fratelli dicendo: dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Vedete, questa frase di Paolo non è una frase pessimista, ma è realista, perché come vi dico sempre, la fede non elimina le prove e seguire Cristo non significa evitare la sofferenza, significa saperla attraversare con una speranza nuova. Fratelli e sorelle, in questa prima lettura di oggi vediamo che ciò che sostiene l'Apostolo Paolo non è la forza del suo carattere, ma la certezza che il Signore è vivo ed è con lui. Vedete, la pace che abita il cuore di Paolo non dipende dalle circostanze in cui si trova, ma nasce dalla comunione con Cristo risorto, quel Cristo che ha salvato Paolo sulla via di Damasco e tutti noi. Nel Vangelo secondo Giovanni che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, ascoltiamo queste parole di Gesù nel momento in cui si prepara la passione: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Carissimi fratelli e sorelle, questa frase è davvero importante nella nostra vita di fede, perché qui Gesù ci parla della pace alla vigilia della croce, ma è proprio lì che Gesù ci fa comprendere cosa sia la sua pace. Vedete, fratelli e sorelle, come vi ho detto già all'inizio, ma ve lo ripeto anche adesso, la pace non è l'assenza dei problemi, non è la tranquillità garantita, è quella fiducia che noi tutti abbiamo nel Padre, è quella sicurezza che l'amore è più forte del male. Per questo Gesù oggi ci dice questo: non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Carissimi fratelli e sorelle, quante volte il nostro cuore è turbato da preoccupazioni, dalle paure, dalle incertezze. Vedete, il mondo ci offre una pace fragile, quella legata alle condizioni, e infatti basta poco per perderla. Invece la pace di Gesù abita in noi anche nelle prove, come abbiamo visto nella vita di San Paolo Apostolo. La pace, fratelli e sorelle, è un dono pasquale. Non la costruiamo noi con le nostre mani, la riceviamo in dono, ma tutti siamo chiamati a custodirla, a non lasciarla dominare dal timore, per restare sempre tutti insieme ancorati al Signore. Carissimi fratelli e sorelle, in questo tempo di Pasqua chiediamo al Signore che la pace entri nel nostro cuore, nel cuore del mondo, nel cuore dei governanti, nel cuore delle nostre famiglie, nel cuore delle nostre comunità, affinché la pace non fugga più dalla nostra vita, ma ci accompagni con amore verso il paradiso. Allora oggi accogliamo il dono del risorto e con la sua pace camminiamo nella storia del mondo, testimoniando a tutti che il Signore è vivo e non ci abbandona mai.
Adesso, fratelli e sorelle, preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 5 maggio 2026, martedì della quinta settimana di Pasqua. Regina Celi letare, alleluia. Quia meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Regina Celi letare, alleluia. Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum, Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Chiara, in questo mattino aiutami a fissare lo sguardo su Cristo e a confidare solo nella sua luce. Donami un cuore puro, libero da paure e attaccamenti, capace di abbandonarsi con fiducia alla volontà di Dio lungo tutta la giornata. Amen. Per tutti i bambini, giovani e persone sole, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà
per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani, ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Offerta della giornata. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per la fine di tutte le guerre e per la pace tra tutti i popoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Atto di fede al Signore. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio, la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla, con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutte le donne maltrattate e per tutti coloro che soffrono. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo insieme l'atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Signore Gesù, accogli tra le tue braccia tutte le anime dei defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Per tutte le vostre intenzioni e per le persone che portate nel cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Per tutti coloro che ogni giorno ci chiedono preghiere tramite email, telefono e messaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Per tutti i diaconi, sacerdoti, vescovi, per la Chiesa intera e per tutte le vocazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Per tutti i pellegrini, parrocchie, santuari, conventi e missioni, in particolare per i missionari. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Per tutti coloro che operano nel sociale e per la carità cristiana, in particolare per le mense dei poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Per tutti i nostri benefattori che con le loro offerte ci aiutano nella nostra missione quotidiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Chiara d'Assisi, prega per noi. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi. Pace e bene, Ave Maria. Laudetur Jesus Christus. Solo in te c'è salvezza, solo in te c'è libertà. Tu, Signore, sei la via, verità e vita sei per me. Quando il buio scende su di me, quando il mondo spegne ogni speranza, tu sei lì, mi sostieni e mi rialzi. Hai portato il peso del mio cuore, con il tuo perdono mi hai guarito. Tu sei pace nella tempesta, sei riposo nella lotta, nel silenzio parli al mio cuore. Anima mia spera nel Signore, anche se camminassi nella valle oscura, io non temerei, perché tu sei con me. Il tuo amore è forte, più della morte. Solo in te c'è salvezza, solo in te
sei per me, solo in te Gesù, solo in te Gesù, c'è salvezza, amore e verità, solo in te Gesù. Pensiero di Padre Pio di oggi. Desidero che la mia ultima parola sia un canto di lode al Signore per l'eternità. San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle, siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio. Pace e bene, Ave Maria. Preghiera a Santa Irene di Lecce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santa Irene, splendida perla del Signore, rivolgiamo a te le nostre suppliche con fiducia e devozione. Tu che brilli per la tua fede e la tua carità, accogli le nostre preghiere e sostienici nel nostro cammino terreno. Concedici la tua guida e protezione affinché possiamo affrontare le sfide della vita con forza e speranza. Illumina le nostre menti affinché possiamo discernere il bene dal male e seguire sempre la via della virtù. Santa Irene, il tuo amore e la tua benevolenza ci accompagnino sempre e sentiamo la tua presenza consolatrice. Prega per noi affinché possiamo essere degni delle promesse di Cristo e giungere alla beatitudine eterna. Amen. Sant'Irene di Lecce, prega per noi e per il mondo intero. Fratelli, oggi vi leggo una lettera, mi è arrivata da una signora che si chiama Rita e naturalmente mi ha dato il permesso di leggere questa lettera. E mentre la leggo, vi dico la verità, mi sono fermato 2 volte perché ho pensato, questa lettera non è solo sua, questa lettera è di tante e di tanti di voi che mi seguite. Ve la leggo con le sue parole, ascoltatela bene e poi proviamo a rispondere insieme.
Caro padre Stefano, innanzitutto la ringrazio molto per le sue preghiere. Lei non sa quanto mi aiuta a ascoltare i suoi pensieri. Le scrivo perché non so più a chi rivolgermi. Ho 70 anni, sono vedova e ho 2 figli che amo più della mia vita. Sono stati battezzati, hanno fatto la comunione, la cresima, andavamo a messa la domenica tutti insieme, si pregava a tavola, in casa c'era il presepe, il rosario di mia madre, una vita normale, una vita di fede. Adesso, padre, non c'è più niente di tutto questo. I miei figli non vanno più a messa, non da